Il salto a due al centro del campo tra Sulciute e Petronite. Carangelo riceve Yvonne Anderson che si prende il tiro dalla media distanza, recuperato in attacco da Ciavarella e dunque extra possesso ancora per le Lupe che tirano da 2 punti con Toffolo. Deborah Carangelo che guida la transizione, ancora il blocco di Howard, questa volta il tiro di Carangelo, un po' di fortuna. La lettura su questa difesa di San Martino la legge bene comunque Petronite. Condividere, il problema è che lasci molti tiri dal perimetro. E ne arriva un altro per l'Umana Reyer. Ancora Carangelo con il palleggio aperto, si fa vedere Yvonne Anderson che apre un varco per Carangelo con Yvonne Anderson, poi la palla sotto da Petronite a Howard, uso perfetto del piede ferro, palla dentro e fuori, ancora Anderson, ultimi 4 secondi dell'azione, alza la parabola e l'Umana Reyer invece si mantiene in media punti trovando ancora una grandissima azione di squadra, dritta ma sul secondo ferro si impenna e non va a segno e ancora allora c'è Yvonne Anderson che si prende un tiro, Toffolo che si avvicina al ferro, si ritorna da Fietta, chiude tutti gli spazi l'Umana Reyer, la penetrazione di Fietta, direzione, lo scarico sul perimetro a Rado, poi il tiro di Ciavarella quasi sulla sirena, si arresta, scambia ancora con Bestagno, anzi no, Bestagno preferisce andare lei ad attaccare il ferro, ancora lo scambio con Pan che si guadagna al centro dell'area, appoggia il tabellone, sbaglia intanto il secondo a Rado e il rimbalzo è proprio di Natali, non ci danno tempo di ragionare addirittura con questa accelerazione di Attura e il contropiede con Beatrice Attura, l'assist per Howard, l'appoggio al tabellone. Devi dare un senso alle partite anche quando oggettivamente le hai messe già, perché intanto seguiamo l'attacco con Pan, un assist no look per Howard, Sulciute che rolla ma non viene servita, si rimane sull'arco, si palla tripla di Jolene Anderson, il punteggio quasi alla metà del secondo quarto, Giulia Natali ha spazio, si prende il tiro, rimane la migliore realizzatrice a quota 3 su un punteggio di 13, continua a sparare Jolene Anderson, gran recupero sul passaggio molle di San Martino di Lupa di Carangelo, ancora per Natali, l'assist per Bestagno con Sulciute, il pallone sotto per Jolene Anderson, compagni dai dirigenti dell'Umana Reyer, non possiamo dire al pubblico purtroppo perché ancora intanto Giulia Natali dell'Umana Reyer a causa delle norme anti-Covid ed è un peccato, intanto ancora Jolene Anderson, poi recupera il pallone, lo ha scambiato con Nezai, ancora Jolene Anderson, c'è stata partita nonostante il primo quarto abbia spezzato un po' le gambe di chiunque, per Ciavarella ultimi secondi dell'azione, il tiro di Nezai, Sulciute il tiro di Petronite, l'errore, ancora un rimbalzo offensivo strappato da Martina Bestagno che alla fine segna l'Umana Reyer, Jolene Anderson per Ciavarella che si prende il tiro da 3 punti, buona circolazione però dell'Umana Reyer, Yvonne Anderson l'errore, rimbalzo offensivo di Howard, quarto fallo, la fila no perché arriva la palla recuperata da Deborah Carangelo che va in sottomano, la difesa dell'Umana Reyer supera la metà campo, Fietta ma Carangelo è aggressiva, riesce Fietta ad andare via e a trovare il sottomano, il cambio difensivo che porta Jolene Anderson su Howard mentre qui viene persa penna, è in grado di leggere anche qui, guardate no l'errore però di Sulciute, la gran rimessa di Anderson, poi Sulciute recupera con aggressività ancora difensiva di San Martino, persa però sotto Yvonne Anderson, è arrivata la palla persa e prova a approfittarne San Martino ancora con una lettura a servire Jolene Anderson sul lato debole, in qualche maniera rimane in possesso di palla San Martino, sbaglia da 3 punti Ciavarella ma c'è il rimbalzo offensivo di Toffolo, una squadra come Venezia metterla in difficoltà ed eccola un altro recupero che nasce da questa aggressività con Ciavarella, esatto, non c'è più accelerazione in questo momento qui. La palla che va sotto a Martina Bestagno e mentre arriva il recupero di Jolene Anderson, è Abiniente che ha chiamato un cambio con Ciavarella che si fa largo, trovare la fluidità negli schemi offensivi, si affida ancora a un tentativo da 3 punti di Carangelo, visto questo schieramento avversaria che è la numero 7 Pasa, mentre c'è il canestro ancora di Ciavarella, il blocco di Petronite, si arresta Bestagno, scarica per Pan che ha spazio, eccola qui, quello che dicevo prima, un po' di spazio a San Martino di Lupa, ma chiaramente la coperta è quella che è e bisogna scegliere come marcare, qui lascia invece tantissimo spazio a Nezai, parte da più 21 all'ultimo quarto e dunque vicina all'ennesima vittoria.
con Fietta, si arresta lo scarico per il tentativo da 3 punti, a segno da parte di Pasa, penetrare, ma c'è il recupero di Pan che si fa perdonare della persa precedente. Attura l'assist per Natali con Beatrice Attura, il pallone sotto per Howard, gran movimento, di nuovo solo 7 punti. L'assist di Fietta per Sulciute che appoggia la palla persa San Martino di Lupari. Howard, il pallone quasi, sembrava quasi una mossa da biliardo. L'assist, sono già 13 intanto per Martina Bestagno ed è 7-8-51. Si cerca di dare minutaggio per far fare esperienza alle giocatrici. Per Howard e 27 per Lumana Reyer con il bel assist di Sulciute, il bel movimento di Toffolo e il canestro aumentato negli ultimi 4 minuti di gioco della partita. Attura si prende il tiro, un po' molle il passaggio, arriva la palla persa, è andato a sedersi Tiki che ha motivi di arrabbiarsi. Eccola qui Henderson, ultimi 45 secondi con uno degli ultimi attacchi per San Martino, bello l'assist per Sulciute, il sottomano rovesciato, probabilmente l'ultimo tiro della partita, così è infatti. Non arriva il canestro. 82-59 è il punteggio con cui si chiude l'incontro.